48 hours later. Ora è arrivato il momento di occuparmi di questo disastro. Inizio col pulire bene i lembi di quello che è rimasto, perché qui è già stato riparato una volta e a quanto vedo in modo molto approssimativo. Qui si vedono bene le colate del materiale sbagliato che è stato utilizzato. E qui sto togliendo gli ultimi residui di materiale alieno. Per ricostruire gli attacchi del codone mi servono dei riferimenti, quindi l'unica maniera per fare un lavoro corretto è rimontare le selle per avere tutto in posizione, come in origine.
due viti che si piantano dentro nella sella sono originali come una moneta da 3 euro. Ed ecco quindi che se ne vanno. Questi sono i due rivetti originali e me ne libero cercando di fare meno danni possibile. E anche qui elimino i residui di materiale non appropriato. Anche qui. E già che ci sono, pure qui. Molto meglio di un semplice biadesivo. Però ho subito notato che qualcosa non andava. Avevo solo dimenticato un pezzo che però si presenta in condizioni non ottimali, almeno per il mio standard. Avevo già provato a suo tempo a renderlo più presentabile, ma alla fine ne ho trovato uno nuovo, per cui ecco a voi il sostituto, che presenta però una piccola differenza. Infatti questo è di una crono, che ha la valvola allo scarico pilotata da un solenoide, controllato da dei cavi che passano attraverso questo foro. Da notare che il codice ricambio e la data di produzione sono uguali. Ovviamente in Gilera avevano già le idee chiare su che direzione prendere per i modelli successivi. E intanto che ve la racconto, provo a migliorare un attimo il reparto finiture, dato che... vabbè. Questi sono i tamponi originali. Qui metto un riferimento per riconoscere il lato che era incollato. E questa è l'impronta della vite che fissa il vano della batteria. E l'ennesimo riferimento. Ora, dato che devo ricostruire i supporti del codino, il montaggio sarà temporaneo, per cui, dato che non voglio utilizzare i tamponi originali, ne produrrò una copia sacrificabile. E già che ci siamo, non vogliamo dare una bella pulitina ai filetti.
questo era davvero messo molto male. Questi sono i due tamponi laterali corretti e queste sono due viti simili alle originali. Questo invece è ciò che rimane dell'attacco di sinistra che ho riparato. La mia intenzione è di utilizzare questo pezzetto per ricostruire l'attacco completo. Per coloro che non avessero visto i video precedenti, l'attacco di destra, che è questo, che era messo molto meno peggio, lo avevo già riparato. E qui non si vede molto bene, ma purtroppo non siamo a Hollywood. Prima punto il pezzo come se stessi usando un saldatore. Poi con l'aiuto di un po' di scotch comincio a colare il materiale, letteralmente. Three hours later. Ora, dato che i gommini sono gli stessi utilizzati dal telaio portastrumenti, sfrutto l'esatto diametro di montaggio per ricostruire l'attacco in modo corretto. Three hours later. Una prima passatina leggera. Ed ora vado a correggere l'inclinazione dell'attacco per averli entrambi esattamente paralleli al telaio. Forty-eight hours later. E ho provveduto a rinforzare bene anche la parte interna.
rinforzata anche qui. Questa plastica è cotta dal sole. Si è salvata la parte sotto l'adesivo. Non molto simpatici da raggiungere. E niente, non si salva neanche un pezzo. Three. Three hours later.